Un'assemblea sindacale quest'oggi per puntare riflettori sul lavoro e sugli sprechi che il governo pone in essere a scapito appunto dei lavoratori stessi. Ecco, le argomentazioni di cui tratterete quest'oggi, su cosa verteranno e come si svolgerà l'incontro di quest'oggi e gli obiettivi essenzialmente. Allora, è stata un'assemblea indetta per una questione di rabbia, rabbia da parte dei dipendenti regionali che si stanno vedendo caricare sulle spalle tutta quella che è stata la mala politica perpetrata in questi anni. Il dipendente regionale non ha niente da vergognarsi, lavora, produce, mette spesso la faccia sulle discrepanze che ci possono essere in questa amministrazione, però non si può sentire essere accusato di spreco. Il vero spreco lo sappiamo tutti dov'è. Noi pensiamo che il problema non siano i lavoratori, il problema sono i veri sprechi che si annidano dentro la regione, sono gli sprechi che vengono fatti ogni giorno continuando a dare consulenze, continuando a fare una politica sbagliata sugli appalti, continuando tutta una serie di operazioni che sul piano finanziario non hanno alcuna, logica rispetto a una vera spending review che si deve fare. Ad Agrigento stiamo concludendo una serie di assemblee che abbiamo fatto partire da quando ci siamo riuniti a Palermo in un attivo unitario CGIL Cisle Will per dare dimostrazione a un governo regionale che non vuole aprire un vero confronto con le organizzazioni sindacali che i lavoratori stanno dietro alle nostre iniziative per poter lottare, per poter cambiare questa regione, ma non tagliando i diritti del lavoro e i diritti dei lavoratori, ma cercando quanto più possibile di mettere in campo iniziative concrete di rilancio dell'amministrazione regionale e di taglio concreto e reale degli sprechi. Noi subiamo oggi un'aggressione politica vera sul pubblico impiego tutto, infatti diciamo che il pubblico impiego è sotto attacco, forse per deresponsabilizzarsi la politica ha trovato un capo espiatorio che è il dipendente pubblico che ricordo a me stesso sono cittadini e quindi soggetti anche loro stessi a subire le varie decisioni della politica. C'è un'amministrazione regionale, nonché quella del governo nazionale, che sta portando a rotoli realmente l'Italia, non la sta facendo uscire da questa crisi, perché ancora la crisi c'è, esiste e anche il Job Act che si dice come manovra propulsiva per una ripresa del mondo del lavoro, secondo noi, in virtù del fatto che siamo anche in Sicilia, è un elemento sicuramente non idoneo da utilizzare.